Ben, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere, ma davvero siamo onorati di poter avere in studio Diego Ponzini, perché è il direttore sanitario di una importante realtà del nostro territorio. Insomma, definirla eccellenza è riduttivo. Parliamo della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, la cui sede presso il padiglione Rama all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ne parliamo perché ottobre è tradizionalmente il mese della vista, tema di quest'anno dona luce alla ricerca, e leggo dalle notizie che sono state fornite che l'obiettivo di questo anno si concentra in particolare sulla campagna mirata ad innovare il metodo di cura delle infezioni dell'occhio. Questo in qualche maniera dovrebbe anche contribuire a mantenere un primato di cui andare davvero orgogliosi, che fa sì che la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, che è una ONLUS, è la prima in Europa nella raccolta, processazione e distribuzione di tessuti oculari per trapianto, raccogliendo circa 5.000 cornee all'anno ed effettuando oltre 3.000 trapianti. Spieghiamo però bene qual è la mission di quest'anno, del mese della vista. Ma quest'anno, guardi, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Ci stiamo concentrando su alcuni filoni di ricerca che servono intanto a migliorare da una parte i risultati dell'attività del trapianto, i risultati dei trapianti in generale, e poi vogliamo anche migliorare le possibilità di cura di alcune malattie che possono essere correlate al trapianto o comunque riguardano il mondo degli occhi in generale, e in particolare il tema delle infezioni oculari. L'occhio dal punto di vista delle infezioni è un mondo abbastanza particolare. Le infezioni oculari banali sono relativamente frequenti, ma quelle gravi, che non sono frequentissime, possono avere risultati devastanti perché possono portare facilmente alla perdita dell'organo o della vista se non sono adeguatamente controllate. Ci sono delle nuove possibilità straordinarie capaci di indirizzare la terapia offerte dalla genetica, cioè la possibilità di sequenziare in tempi brevissimi una differente ed enorme quantità di geni appartenenti a qualsiasi organismo, quindi anche ai microorganismi. E quindi noi stiamo affinando queste tecniche per applicarle al mondo dell'oculistica e migliorare le possibilità di diagnosi delle infezioni dell'occhio per poterle curare in modo specifico prima possibile e limitare quindi anche l'uso degli antibiotici, che se non è un uso opportuno può provocare a sua volta dei danni. Una delle tante cose belle della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto è che abbinate l'aspetto sanitario, voglio dire quello appunto legato ai trapianti e alle cure, alla ricerca, e il tutto su una base fondamentalmente privatistica, grazie voglio dire al contributo di benefattori. Non so come definirli. Sì, di benefattori e di persone che credono in quello che facciamo e come noi e con noi condividono, diciamo, il valore della vista e il valore anche della ricerca. Per una struttura come la nostra la ricerca è una vocazione ma anche una necessità. È impossibile in un mondo che cambia tumultuosamente come il mondo dei trapianti essere all'avanguardia e offrire prestazioni di primo livello se non si padroneggiano dei filoni di ricerca produttivi e molto mirati alla cura dei pazienti. D'altra parte tutto questo è possibile in un mondo di risorse limitate solo perché, ripeto, abbiamo persone che credono in noi, abbiamo molte famiglie venete che donano i tessuti dei propri cari e ci trasmettono la loro volontà, e abbiamo molti sostenitori che anche con piccoli contributi però alimentano il canale della ricerca, che quindi contribuisce a mantenere i nostri sforzi sempre su livelli, direi, da primato. Ecco. Poi vedremo anche come si può fare. Prima però continuiamo un po' a dare i dati, perché tra l'altro nei mesi scorsi l'America ha premiato la ricerca veneziana in oftalmologia, così diceva il comunicato, già che un vostro ricercatore è il risultato vincitore di una sorta di borsa di studio o di contributo
il prestigioso premio Richard Lindstrom Research Grant, che è stato attribuito per una ricerca nel campo della DMEK. Sì, sembrano sigle astruse, ma è abbastanza semplice spiegarle. Questa è una borsa di ricerca, piccola ma significativa, erogata dalla Società Americana delle Banche degli Occhi. Che è nata fra l'altro da un ricercatore indiano, tanto per dire come Sì, voi, sì. insieme a un pool in cui ci sono anche italiani, però insomma questo per significare quanto voi siate interessanti. Sì. Beh, il ricercatore è indiano perché noi da un po' di anni abbiamo cercato il nostro piccolo, diciamo così, reparto ricerche di internazionalizzarlo, e quindi i ricercatori che ospitiamo sono sempre più frequentemente ricercatori che arrivano dall'estero, e questo ci sembra un dato molto importante. E questo premio è stato significativo perché l'Associazione Americana delle Banche degli Occhi normalmente eroga questi grant all'interno degli Stati Uniti. Il fatto che abbia scelto una ricerca italiana la dice lunga, insomma, direi, sulla qualità della proposta che avevamo fatto in termini di ricerca, e che riguarda un tipo di trapianto che ancora si sta perfezionando, ma che rappresenterà a breve l'ultima frontiera del trapianto di cornea, un trapianto di un tessuto che avrà uno spessore di 20 millesimi di millimetro. Devio un attimo, ma resto nell'argomento, perché mi aveva incuriosito che il vincitore di questo grant, vale a dire Mohit Parekh, ricercatore indiano di 29 anni, è approdato ai laboratori veneziani della Fondazione Banca degli Occhi attraverso una selezione promossa dalla rivista internazionale Nature Jobs. Ma cioè, non riesco a capire, cioè una rivista fa una selezione per i vostri ricercatori? Beh, è un po' più articolato, nel senso che immagino, ma Nature è una rivista assolutamente prestigiosa, una delle più importanti riviste del mondo scientifico, e ha dedicato un sito che si chiama Nature Jobs alle offerte di lavoro, quindi è possibile per qualsiasi istituzione mettere una sorta di pubblicare in questa bacheca virtuale la propria ricerca, e in questo modo il bacino di utenti è fatto da scienziati eccellenti che però vedono questa ricerca in tutto il mondo, e quindi questo permette diciamo, di selezionare. È un processo molto faticoso perché si ricevono centinaia di curricula che vanno letti e vanno studiati, però è un progetto che permette di attingere da ricercatori che arrivano da tutto il mondo. Questo dà dei benefici incredibili all'humus di ricerca, perché nella ricerca la differenza crea valore. Ecco, ma in tutto questo ci sta anche la reputazione, che quindi assolutamente sì, della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, che voi mediamente pubblicate una trentina di studi su riviste internazionali. Sì, una trentina all'anno. Ogni anno. Che per un piccolo gruppo come il nostro direi è un ottimo risultato. Cioè, a questo punto, siccome abbiamo ancora qualche minuto, ma come possiamo aiutarvi quest'anno? Gli anni scorsi, con ironia, si diceva che ottobre era il mese della vista, era un po' il mese di Bugs Bunny, vale a dire le carote erano il vostro gadget. Adesso invece? Ma noi siamo sempre pieni di iniziative, ne cito almeno due. C'è una rete di negozi di ottica associati a Vision Adria, che è un consorzio che riunisce questi ottici, che si è impegnato a sostenere la nostra ricerca ogni volta che viene acquistata una lente all'interno di un proprio negozio, quindi attraverso il sito di Vision Adria è possibile risalire a quali siano questi negozi. È in vendita anche un gadget che permette di girare in bicicletta più sicuri. Una pila. Sì, una piccola torcia che si applica alla bicicletta, e acquistandone una arrivano 5 euro ai nostri ricercatori. Cioè, dalle carote alle pile per le biciclette. Sì. Bisogna inventarle tutte. In ottobre sceglieremo, anzi all'inizio di novembre sceglieremo il nuovo vino Santa Lucia, che sapete che è un vino prestigioso che vendiamo ogni anno, mettiamo all'asta per raccogliere fondi per la ricerca, e poi vi chiederei di seguire i programmi legati alla Venice Marathon anche sul sito, perché abbiamo una 60ina di maratoneti, di runners, che attraverso i loro profili stanno raccogliendo soldi per sostenere la nostra ricerca. Direi che queste 3 tipologie di attività possono darci una mano significativa.
Per concludere, un aggiornamento, perché sempre nei mesi scorsi voi avevate collaborato con l'ospedale di Forlì per restituire la vista ad un bambino di Damasco nell'ambito di una attività di solidarietà internazionale. Il comunicato annunciava l'operazione, è andata a buon fine? Cioè... Sì, l'operazione è andata a buon fine, è stata eseguita da uno dei più importanti chirurghi italiani nel nostro settore, che è il professor Busin, e rientra in uno sforzo che facciamo nella misura del possibile per sostenere queste iniziative umanitarie che sono promosse o da associazioni di volontariato comunque riconosciute o da associazioni tipo i Lions, i Rotary, che si prodigano per aggiungere una piccola goccia, insomma, nel mare di bisogno che c'è al di là del mare, ecco, perdonate il gioco di parole. La Siria in particolare. Insomma. E quindi da molte zone, compreso il continente africano, arrivano pazienti, oppure qualche volta anche noi mandiamo tessuti nell'ambito proprio di iniziative umanitarie, tutte orientate a ridare la vista a chi l'ha perduta. In questo caso era un bambino e quindi questa materia ci trovava particolarmente sensibili e ci siamo sforzati di aiutare in questo senso. Concludere, come posso dire, sottolineando la necessità di aiutare la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto in questo mese, il mese della vista mi pare superfluo, concludiamo con un sorriso. Lei gli occhiali li porta per dovere d'ufficio? Beh sì, dai, diciamo che faccio da testimonial anche in questo modo. Grazie a Diego Ponzin, che è il direttore sanitario della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, davvero un'eccellenza del nostro territorio, lo ricordiamo, ha il primato europeo per quanto riguarda la raccolta dei tessuti e i trapianti. Circa 5.000 cornee all'anno vengono appunto raccolte e oltre 3.000 i trapianti. Grazie, buon lavoro, insomma, ciascuno faccia la sua parte. Buona giornata.